Allora, Presidente Polon, si sta chiudendo questo 2015, che anno è stato per il Comitato Regionale Veneto? È stato un anno abbastanza impegnativo perché abbiamo avuto parecchie, diciamo così, ristrutturazioni organizzative, per cui effettivamente abbiamo dovuto darci dentro parecchio e, diciamo così, riallinearci con una nuova organizzazione, in quanto l'aspetto amministrativo è cambiato e tutto quanto adesso dipende dal comitato regionale, per cui, diciamo così, abbiamo dovuto attrezzarci per sistemare al meglio le cose, per essere, diciamo così, pronti a ripartire appena finita questa ristrutturazione. Dal punto di vista comunque del lavoro fatto dal Comitato ci sono state delle buone soddisfazioni anche per quanto riguarda i centri tecnici federali, i risultati del settore squadre maschili e femminili, a testimonianza che comunque nel Veneto la pallacanestro continua ad avere un impulso importante. Sì, beh, sicuramente hanno lavorato tantissimo e bene tutti quanti i tecnici che, diciamo così, sono raggruppati attorno ai centri tecnici federali, sia maschili che femminili, ci hanno dato dentro parecchio. Le selezioni che sono state fatte sono state selezioni di qualità, no? Abbiamo visto che comunque nel Veneto ci sono dei buoni elementi in prospettiva, hanno continuato a lavorare, adesso abbiamo anche acquisito in più l'esperienza di un coach come Marcelletti, che quindi ha dato risalto e qualità sicuramente a un settore che comunque era ben oleato e lavorava parecchio, insomma, bene, per cui siamo soddisfattissimi di questo. È stato anche un anno di grandi eventi, su tutti ricordiamo la finale Under 17 portata a Treviso e diciamo, la speranza è quella di avere per l'anno prossimo altre grandi soddisfazioni. Ma sicuramente non stiamo fermi sotto questo aspetto qua, nel senso che diciamo, ha avuto un grande successo quella finale, quella di quest'anno a Treviso, ma ne abbiamo in progetto altre per la stagione prossima, probabilmente a Caorle l'Under 16 e con molta probabilità a Vicenza l'Under 20 Elite, quindi questo è un motivo sicuramente di prestigio e noi ci lavoreremo assieme alle società che si sono proposte a fare questa organizzazione, daremo sicuramente una mano, e perché questo d'altronde è anche, diciamo così, motivo di orgoglio per il comitato regionale. 2016 è anche l'anno di chiusura del quadriennio olimpico, puoi fare intanto una prima parte del bilancio di questa tua prima esperienza da presidente regionale? Allora, io devo ringraziare sicuramente il gruppo consigliare, cioè i consiglieri che hanno lavorato assieme a me, che sono stati molto attenti, molto diligenti, collaborativi al massimo. Abbiamo sempre lavorato in funzione delle società, in funzione diciamo così, della programmazione completa dei campionati, con un occhio di riguardo sempre a quelle che erano le necessità che avevano le società. Quindi devo ringraziare sicuramente loro per questo apporto, perché in fin dei conti loro sono anche dei dirigenti che lavorano nelle proprie società e quindi hanno dato diciamo così, hanno messo a disposizione un tempo in più per lavorare per il comitato, quindi da questo lato qua. Poi ovviamente devo ringraziare tutti i settori tecnici, gli uffici tecnici, i disegnatori, le stesse commissioni CIA e CNA e Minibasket, che fanno un lavoro diverso ma che è importante e determinante perché le cose vadano bene. Quali prospettive ci sono per il 2016 e che cosa può accadere in ottica proprio della conclusione di questo quadriennio olimpico? Magari mi aspetto che arrivi un successo di una certa rilevanza, magari a livello nazionale, un titolo italiano, magari non sarebbe male se oltre a quello femminile è arrivato l'anno scorso, arrivasse anche uno maschile. Magari qualcuno sta facendo i tempi di scongiuri a proposito di questo. Però insomma, ecco, diciamo, l'augurio è questo, che alla fine i risultati, cioè le programmazioni delle società alla fine siano rispettate attraverso i successi finali per quello che sono poi le proprie, diciamo così, i propri campionati e la propria caratura tecnica. Colgo l'occasione poi per dire anche un'altra cosa. Sicuramente c'è da ringraziare chi sostiene le società, cioè tutti gli sponsor che danno una mano
finanziaria, economica, che aiutano le società a fare questa attività, credo sia un dato importante, un dato rilevante, perché oggi come oggi effettivamente non è facile recuperare diciamo così, risorse economiche per far andare avanti un'attività che alla fine è fatta di volontariato, perché noi stessi, noi consiglieri regionali, siamo presidente, sono dei volontari, per cui è tutto un'attività basata sul volontariato. Bene, colgo l'occasione anche per fare gli auguri di buon Natale a tutte le nostre società, a tutti i nostri tesserati, dirigenti tecnici maschile e femminile, un augurio di buon Natale, fine anno e ovviamente di un inizio di un anno nuovo, un grosso in bocca al lupo per l'anno a venire a tutti quanti.